Mancavano solo pochi voti. Sì, diciamo che il distacco non è poi stato così grande, diciamo, si vede che comunque c'è questa spaccatura all'interno comunque della Lega Padovana, è giusto chi vince comunque ha ragione, speriamo che il programma del candidato Boratto porti novità, porti freschezza all'interno della sezione e verso i militanti, perché ce n'è proprio bisogno. Noi comunque continueremo con la nostra linea, continueremo a ritrovarci nella linea che porterà verso l'indipendenza del nostro Veneto, questo è il nostro credo, e lavoreremo tutti insieme con tutti i militanti che mi hanno seguito, che comunque tutte le sezioni che sono impegnate, a portare dei nostri candidati anche alle future elezioni regionali e a portare avanti questo che è il nostro unico obiettivo, è quello dell'indipendenza del nostro Veneto.